Passeggiano assieme il ministro Dario Franceschini e il sindaco Luigi Brugnaro. Attraversano i giardini reali di San Marco, di cui si celebra la riapertura dopo alcuni anni di restauro, per finire davanti ad una piazza San Marco per l'ennesima volta sott'acqua, anche se stavolta solo parzialmente. Nell'ultimo periodo l'acqua alta è passata per quantità e intensità da occasionale e per certi versi suggestiva seccatura ad emergenza imprescindibile, così come la salvaguardia di Venezia, per la quale il governo ha deciso di rifinanziare la legge speciale. Dal 2020 ci sono 60 milioni, più sono stati recuperati i 65 milioni dell'anno precedente. E poi che sono stati decisi all'ultimo comitatone, la notizia è già pubblica. Il comitatone è saltato, quello di dicembre. Credo che andremo all'inizio di gennaio perché vogliamo arrivarci già come il tema delle grandi navi, vogliamo arrivarci con un passo avanti vero. Già a Venezia, nei giorni dell'emergenza acqua alta, Franceschini cerca di fare chiarezza. Un conto sono i soldi della legge speciale, un altro quelli per i risarcimenti del post 12 novembre, un altro ancora quelli per il Mose, un accavallarsi di finanziamenti che segnano altrettanti problemi che incombono su Venezia. Ci sono anche dei soldi che erano già stati stabiliti dal governo Gentiloni. Quest'anno avremo un ulteriore aiuto perché in comitatone, insomma, abbiamo spiegato, il governo ci ha concesso altri 60 milioni, saranno destinati proprio alla difesa della città, non al Mose. Il Mose ha un altro finanziamento ed è gestito dallo Stato, non da noi. Contemporaneamente a Roma, davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti alla Camera, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è tornato a parlare delle possibili soluzioni temporanee alternative al passaggio delle grandi navi alla Giudecca e a San Marco, in attesa di uno spostamento definitivo. Un'altra questione che non può più attendere. Ci stiamo lavorando, sapete che è un impegno che ho detto le altre volte che sono venuto a Venezia, entro la fine del mio mandato vorrei che questo tema, non è una competenza solo mia, ma vorrei che entro la fine del mandato di questo governo questo tema fosse definitivamente risolto. Ci stiamo lavorando.